amministrativa del paese. Sono prepotentemente entrate in scena anche le forze dell'opposizione con una proposta di alternativa di governo. Il sindaco Schiavon dal canto suo getta dell'acqua sul fuoco, rinviando ogni ufficiale presa di posizione alla riunione del comitato comunale della DC previsto per venerdì prossimo. Tutto è cominciato il 19 febbraio di quest'anno con il primo verbale di delibera sulla variazione del bilancio a non essere ratificato dal Consiglio Comunale. Da allora la situazione del comune di Ponte San Nicolò non si è mai normalizzata, anzi la bagarre creatasi all'interno dello scudo crociato, partito di maggioranza, con 11 consiglieri su 20, si è con il passare del tempo ingigantita, tanto da assistere ad una lotta fratricida tra l'attuale sindaco Mariano Schiavon e l'ex primo cittadino di Ponte San Nicolò Ferdinando Callegari, nonché i loro rispettivi clan di appartenenza, vale a dire Fracanzaniani e Dorotei. Alla luce di questa lunga diatriba hanno preso posizione ora anche le minoranze, che hanno già approntato un programma di governo alternativo a quello democristiano. PDS, PSI e Verdi intendono infatti andare alla consultazione con l'intera maggioranza affinché si raggiunga una chiarezza politica tale da formare una nuova maggioranza. La DC intanto temporeggia in attesa della riunione del comitato comunale del partito locale fissato per venerdì, a meno che i giochi non si decidano dall'alto, come si è verificato in simili circostanze.